specialità del virus. Dopo le parole del governatore Zaia di una settimana fa, il commento del microbiologo Roberto Rigoli: dietro il coronavirus una mano umana, ad ora non si può escludere alcuna ipotesi. Nel frattempo la Regione annuncia un piano per l'ottimizzazione delle analisi dei tamponi. Verrà esteso al coronavirus la cosiddetta tecnica del pool, 10 analisi in un solo campione. Movide polemiche, il questore di Padova annuncia il pugno duro, si potrebbero rivedere le licenze. Intanto i titolari del gasoline gettano polemicamente la spugna e decidono di richiudere da stasera. Nuovo appello di Zaia contro gli assembramenti, vedo ancora troppi video di situazioni che non vanno. In arrivo uno spot per far capire la necessità di seguire le regole. Nel decreto rilancio stanziati 50 milioni per l'emittenza locale, le parole del primo firmatario dell'emendamento, il senatore PD Ferrazzi: bisogna sostenere la voce del territorio. Drammatici i dati degli Union Camere sull'impatto economico del virus, decreto rilancio insufficiente secondo le categorie, l'assessore Marcato annuncia un piano Veneto per credito e risorse a fondo perduto. Nuova tragedia della strada nella notte a Cassola, una 23enne perde la vita nello schianto della sua moto, nulla da fare per il giovane Centauro. Riaperte anche le autoscuole, lezioni rivoluzionate a causa del virus, diversi gli scenari ma ancora tanti dubbi sugli esami di guida. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo subito dandovi i dati appena arrivati sui contagi e i ricoverati in Veneto. Sono 19.040 complessivamente i casi positivi nella nostra regione, con un incremento di 10 casi rispetto a questa mattina. Di questi 3.506 attualmente positivi, 13.698 i negativizzati e salito complessivamente a 1.836 il numero delle persone che hanno perso la vita tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, 3.459 invece i soggetti in isolamento domiciliare. Uno sguardo poi appunto ai ricoveri e alle terapie intensive, complessivamente sono 525 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto. Di questi 250 positivi e 275 negativizzati, con meno 5 pazienti rispetto al dato di stamane. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 46 complessivamente le persone ricoverate, di queste 16 positive e 30 negativizzate, numero che è rimasto invariato rispetto al bollettino di questa mattina. In aumento invece il numero delle vittime, complessivamente 3 che hanno perso la vita nelle ultime ore negli ospedali del Veneto e una persona che invece ha perso la vita nelle strutture territoriali venete. Intanto oggi il presidente Zaia nel consueto punto stampa ha parlato della rivoluzione nel sistema dei tamponi in Veneto, perché verrà esteso al coronavirus la cosiddetta tecnica del pool, ovvero 10 analisi in un solo campione. A illustrare il nuovo corso il primario della microbiologia di Treviso, il dottor Rigoli, che sulla natura artificiale del virus ha risposto che non si può escludere nulla. Non lo so, lascio aperte tutte le possibilità. Sarebbe un errore anche dal punto di vista scientifico chiudere alcune ipotesi. Alla domanda se dietro al coronavirus ci sia la mano dell'uomo, Roberto Rigoli, primario di microbiologia al Cafoncello, allarga le braccia. Escluderlo non è possibile e già questa è una notizia, soprattutto se a dirlo è uno dei massimi esponenti della materia in Veneto, a 10 giorni dalle frasi di Zaia sulla possibile natura artificiale del virus che tanto avevano fatto discutere. Rigoli è tra i fautori del modello Veneto e dei tamponi a tappeto, proprio quei tamponi per cui si sta lanciando un nuovo sistema al fine di ottimizzare le analisi in tutte le microbiologie della regione. A esemplificare il nuovo corso, definito rivoluzionario, è lo stesso governatore Zaia, provette alla mano. Se invece di fare 10 analisi singole, che ci costano 18 euro all'una peraltro, detta anche in soldoni, ma non è per i soldi, che è esattamente quello che si fa oggi, prendiamo un po' di virus, se c'è, o comunque un po' di quello che abbiamo prelevato da ogni provetta e lo mettiamo tutto in una provetta e la mescoliamo, dite ma come facciamo? Facciamo l'analisi della provetta. Se la provetta ci dà una positività, torniamo
Da queste ne facciamo una alla volta. In termini tecnici, il procedimento si chiama pool e consente di elaborare i risultati di 10 analisi in un unico campione, come avviene già in altri contesti. L'abbiamo preso dal trasfusionale e abbiamo copiato, abbiamo mutuato lo stesso principio, quindi loro facevano dei pool e solo ma anche su altri approcci, per esempio sulla banca dei tessuti, stessa identica cosa. Quando noi ci aspettiamo un dato che ha oltre il 99%, 90% di negativo, possiamo andare con questa procedura. Perché il modello si adotti solo ora sta nei numeri, ovvero nella bassa incidenza di positività, sotto il 2 per 1000. Nel momento in cui invece risale dobbiamo fare provetta per provetta, tanto che mi associo all'appello che fa il Presidente. Per noi microbiologi, mi raccomando, comportatevi bene nelle movide eccetera, perché poi vuol dire per noi buttare fuori dalla finestra questo progetto e riprendere a testare una per una. La nuova metodologia consente di ovviare anche alla carenza cronica di reagenti associati ai tamponi. Siamo andati in difficoltà perché le macchine, evitiamo di dire le aziende, le macchine diciamo che per la maggiore hanno rimpinguato tutte le nostre microbiologie del Veneto. A un certo punto ci hanno tirato giù l'interruttore e ci hanno detto basta reagenti. Cioè noi abbiamo macchine ferme che ad oggi non hanno reagenti, giusto? Bisogna dirle queste robe. Questo ci insegna anche un'altra roba, che non si possono più comprare macchinari se non si ha la garanzia totale della fornitura ad libitum di reagenti. Intanto il lavoro a Padova non si ferma per quanto riguarda il laboratorio proprio di microbiologia. Dal 23 febbraio ad oggi superati, pensate, i 200.000 tamponi. Il direttore del reparto, il direttore della microbiologia, il professor Andrea Crisanti, dice: sono contento che si facciano più tamponi, il nostro obiettivo è aumentarli. Non credo che esistano in Europa laboratori che hanno fatto 200.000 tamponi in questi 60 giorni. Chiaramente il nostro obiettivo è aumentarli, perché riconosciamo e ci siamo sempre fatti promotori della necessità di fare più tamponi, perché fare più tamponi significa impedire che più persone si infettano e, come abbiamo detto, è lo strumento fondamentale per vincere questa epidemia. 203.000 tamponi in poco meno di 3 mesi, dal 23 febbraio a oggi. 5.000 positivi, continui test alle categorie più esposte, in particolare i dipendenti di ospedali e case di riposo. È l'uomo dei tamponi il virologo Andrea Crisanti, che su questo strumento continua a puntare. Io sono contento che si fanno più tamponi e ci siamo a suo tempo attrezzati per acquistare macchine e allo stesso tempo non abbiamo problemi di reagenti fatti in casa. In questo momento, grazie anche all'utilizzazione della nuova strumentazione, abbiamo dosi per quasi 2,5 milioni di tamponi, quindi non è i reagenti che ci preoccupano in questo momento, ma abbiamo avuto, come abbiamo detto, problemi con le macchine che abbiamo risolto e sono in arrivo. 3-4.000 tamponi analizzati al giorno, l'obiettivo di arrivare a 5-6.000 grazie all'arrivo di 2 nuove macchine attese per la prossima settimana e nonostante la rottura 10 giorni fa di 2 attrezzature, le più vecchie del laboratorio. Chi non si è mai rotto sono le persone, confessano i vertici dell'azienda ospedaliera, che ringraziano attraverso 3 donne rappresentanti tutti i dipendenti del laboratorio di microbiologia. Tampone fatto con scopo, puntualizza il direttore generale Luciano Flor, che a monito, viste le foto e i video dei giovani in piazza, ricorda. Vorrei rassicurare tutti quelli che ci vedono che noi abbiamo ancora posti in rianimazione per chi si espone stupidamente e si comporta sconsideratamente. Non è una provocazione, l'attenzione deve essere massima, l'abbiamo sempre detto, non ci scusiamo perché siamo rigorosi. E intanto parole forti, avete sentito queste del direttore Flora, che speriamo arrivino all'obiettivo. Intanto, proprio contro gli assembramenti, il governatore Zaia annuncia uno spot shock contro i furbetti degli assembramenti, governatore che ha letto anche la lettera di una ragazza padovana. Annuncio che partiamo con uno spot, sarà un po' crudele, qualcuno gli dirà che queste robe non si fanno, a me non me ne frega niente, a me interessa salvare le vite dei veneti, quindi
come ho fatto gli spot per la sicurezza stradale che mi hanno contestato, allora faremo uno spot insomma, che dà una dimensione anche di cosa voglia dire andare all'happy hour senza mascherina a far casino. Si rivolgerà agli stessi giovani che nelle scorse settimane erano stati elogiati per senso di responsabilità, lo spot voluto dal governatore Zaia, destinatario proprio in queste ore di numerose segnalazioni da ogni angolo del Veneto. Noi abbiamo miriade di messaggi, di mail che ci arrivano e ci dicono fate qualcosa. Assembramenti quindi da spritz e non solo, oggetto di una lettera accorata di una ragazza padovana poco più che ventenne che ha scritto direttamente a Zaia. La prego, se è necessario, ritorni alle chiusure rigide. Non ci meritiamo niente. Dobbiamo sempre rovinare ogni cosa e allora forse sì, è giusto che lei richiuda tutto. Magari impareremo, magari no. Mi spiace davvero. La vera libertà la vedo sempre più lontana e purtroppo a stare chiusa dentro la mia regione, la mia città, la mia casa, sto finendo per ammalarmi. Questa è una ragazza, una ventenne. Toni durissimi che Zaia fa propri, confidando però che il buonsenso alla fine prevalga anche con l'aiuto di amministrazioni, forze dell'ordine, esercenti. L'obbligo di vigilanza in un tema di sanità pubblica è doveroso, quindi facciamo anche qui, io non sono facciamo le sanzioni agli esercenti, adesso ho degli esercenti che scrivono disperati e dico ti prego non chiudere, altri dicono, i ristoratori mi scrivono e dicono chiudi i bar. Perché è colpa loro, non è colpa nostra. Io non voglio vedere una guerra tra poveri. Altri nodi toccati dal governatore, quelli delle elezioni regionali di cui continua a invocare la convocazione e l'esclusione dei comuni veneti dai 200 milioni stanziati dal governo per le zone rosse. A me sembra imbarazzante sta roba, no? Non serve neanche dire il Veneto è stato zona rossa o no. Aveva 1832 morti, se non ricordo male, quelli che vi ho letto prima. Vi dico, penso che sia lapalissiano che noi siamo stati martoriati dal virus e quindi faccio appello a coloro che hanno ruolo in questa maggioranza di governo, l'opposizione lo fa già, ma chi ha ruolo di interessarsi affinché venga corretto questo errore che io voglio considerarlo ancora errore perché mi rifiuto, ma veramente ci credo, di pensare che sia una strategia. Intanto da Padova, da dove sono arrivati i video che più hanno fatto discutere sulla questione assembramenti, il Gasoline getta la spugna e decide di chiudere da stasera. Apertura solo per consegne a domicilio e da asporto. Il titolare spiega: ho riaperto per i dipendenti ma non me la sento di rischiare più. Non è possibile lavorare senza capire bene cosa dobbiamo fare e costretti a dover chiamare la polizia se dei clienti rinchiusi da 2 mesi in casa hanno solo voglia di stare un po' tra loro. 2 giorni di apertura e subito chiude. Il Gasoline di via Fornace Morandi sente di non avere scelta. Noi a malincuore chiudiamo, attaccati dai social perché avevamo creato aggregazione fuori. È stato un momento sarà durato 5 minuti forse, dove 40 persone, la foto non rende giustizia. In quel momento tutti avevano giù la mascherina, tutti stavano bevendo, tutti erano vicini, chissà quante foto hanno dovuto fare per trovare proprio quell'immagine. Vi siete divertiti? Bene, siamo stati ammoniti dalla Questura di Padova, giustamente. Non possiamo vivere con l'ansia di dover rimproverare i clienti o dover chiamare noi per prima e far sanzionare questi clienti. Eccola la foto incriminata che in un battibaleno lunedì ha fatto il giro dei social cittadini. Solo pochi minuti, spiega Marostica, che aveva aperto per sostenere i 20 dipendenti che devono ancora ricevere la cassa integrazione di marzo. Tanta la voglia di uscire delle persone. Il Gasoline aveva cercato di adottare alcune regole lunedì. Abbiamo fatto di tutto per evitare questo, sebbene c'è qualcuno che dica il contrario. Abbiamo aperto anche un chiosco in un parco qua a 100 metri, dividendo la clientela. Intelligentemente l'avevamo pensato di farlo proprio nello stesso momento. Abbiamo creato dei distanziometri, ma purtroppo è difficile
è difficile che una persona debba seguire tutte queste regole. Riapertura solo per asporto e consegna a domicilio per il gasoline e solo a nuove condizioni. Se le persone non si comportano, non mantengono le distanze e non consumano nei pressi del locale, perché ci teniamo alla nostra licenza che ci è costata anni e anni di sacrificio. Se ancora ci saranno problemi di aggregazione, saremo i primi giustamente ad avvertire chi di dovere. E intanto, a proposito degli assembramenti visti un po' in diverse piazze della città di Padova, il questore richiama tutti al senso di responsabilità. Si potrebbe rivedere il numero delle licenze, sì, però si potrebbe rivedere il numero delle licenze e gli esercizi pubblici. Se si crea una tale situazione da creare un imbuto, un pericolo, anche perché nel caso in cui qualcuno dovesse sentirsi male, non c'è modo e possibilità per un'ambulanza di recarsi sul posto, qualcosa bisognerebbe fare. Non usa mezzi termini il questore di Padova, Isabella Fusiello. Per situazioni estreme potrebbero esserci soluzioni altrettanto estreme. Le immagini della movida esagerata del primo lunedì di riapertura hanno scosso la città e le sue istituzioni. Il richiamo è la responsabilità di tutti quanti. Ritengo che non tutto può essere riconducibile ad un problema di polizia. Esiste anche una responsabilità da parte di chi gestisce un esercizio pubblico in questo momento, laddove l'emergenza Covid-19 non è ancora terminata. Sarebbe un errore credere che l'emergenza sanitaria sia conclusa. Lo sforzo per superare la crisi deve essere collettivo. Occorre responsabilità, come ha detto anche il governatore Zaia, da parte di tutti. E da parte di tutti non significa solo esclusivamente da parte delle forze dell'ordine, da parte delle istituzioni. Occorre responsabilità anche da parte degli stessi giovani. I giovani hanno la capacità di intendere e di volere e devono comprendere che veniamo fuori da un periodo in cui il coronavirus ha coinvolto circa 31-32 mila vittime. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta e poi ci sono le ripercussioni che il virus ha avuto sull'economia veneta, sulle imprese, soprattutto del manifatturiero. Oggi Union Camere del Veneto ha presentato i risultati di un'analisi, di un'indagine congiunturale, dati drammatici e secondo i presidenti delle Camere di Commercio il decreto rilancio non sarà sufficiente. Dalla Regione è in arrivo un provvedimento con misure importanti. Noi stiamo preparando come Regione forse uno dei provvedimenti più forti a livello italiano che ci siano mai stati, ovviamente parlo fra regioni, verrà presentato a giorni e ho l'ambizione di immaginare un piano che vada a intercettare le sacche, diciamo, di criticità più forti. L'assessore Marcato, in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale del manifatturiero sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sull'economia veneta, annuncia il provvedimento della Regione. Non sarà un piano a pioggia spiega, ma il risultato di un confronto con il territorio. I filoni saranno due, uno il credito e un altro invece un filone che riguarderà risorse a fondo perduto. Decreto rilancio del governo che non piace all'assessore, anziché, spiega Marcato, aver distribuito le risorse tra settori e territori maggiormente colpiti dall'emergenza, sono state spalmate in maniera omogenea. Critici anche i presidenti delle Camere di Commercio. Non ci siamo assolutamente, perché non è una questione di quantitativo di soldi, ma anche come vengono spesi e come vengono utilizzati. Siamo di fronte a un decreto fatto di 450 pagine, che è arrivato con 3 mesi di ritardo, dove la definizione anche degli standard di sicurezza
sono arrivati la domenica sera alla riapertura del giorno dopo. L'indagine, che ha preso in considerazione 2000 imprese venete, fotografa una situazione molto pesante. Prometeia per il PIL del Veneto prevede un meno 7% con investimenti ed export anelli deboli. Nel primo trimestre 2020, per quanto riguarda la produzione regionale, si registra un meno 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. E ancora, sempre nei primi 3 mesi di quest'anno, le imprese che sono state obbligate alla chiusura hanno registrato per produzione, ordine e fatturato cali che si aggirano tra il 10,5% e l'11,9%. Ma anche le previsioni sono tutt'altro che rosee per gli imprenditori, la situazione è in peggioramento. Il quadro delineato dei dati descrive una situazione gravissima che farà sentire i suoi effetti in modo ancora più pesante nei prossimi mesi. Con il crollo della produzione si è bloccata l'industria del Veneto, ovvero la locomotiva del paese, spiega il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, che punta il dito contro la burocrazia parlando di burovirus, delusione poi per il tanto atteso decreto aprile. Ma è più, direi, un provvedimento da campagna elettorale che da visione politica di una politica industriale. Pozza tira in ballo il sistema camerale delle esportazioni con la rete delle camere di commercio italiane all'estero, che potrebbe dare un aiuto strategico, questione che il Presidente avrebbe voluto discutere con il Ministro degli Esteri Di Maio, richiesta però ancora senza risposta. Ormai ho perso la data, deve ancora arrivare, ma vi parlo già di 15-20 giorni fa. Questo perché lo dico? Perché le camere italiane all'estero sono state tagliate fuori dal sostegno alle imprese. Intanto, proprio del decreto rilancio sono stati stanziati 50 milioni per le televisioni locali. Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico, primo firmatario dell'emendamento, dice importante aiutare le voci del territorio. Non si possono perdere le voci del territorio, la quantità del pluralismo e la qualità dell'informazione è l'altra faccia della democrazia in un paese. A parlare è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, primo firmatario di un emendamento a sostegno delle emittenti locali. Nel decreto bilancio stanziati 50 milioni. È chiaro che le TV locali hanno svolto in questo contesto un lavoro assolutamente importante e capillare. E anche per questa ragione abbiamo voluto presentare un emendamento a mia prima firma come Partito Democratico, che è diventato pari pari l'articolo 195 del decreto ultimo appena bollinato ieri sera e che fornisce una boccata di ossigeno alla libertà e al pluralismo dell'informazione. In questi mesi di emergenza sanitaria il nostro gruppo Media Nord-Est ha seguito fin dall'inizio, ora dopo ora, quanto stava accadendo, fornendo ai cittadini notizie ed informazioni, edizioni straordinarie per portare nelle case della gente le parole dei sanitari, le raccomandazioni delle istituzioni. Le emittenti locali radiotelevisive hanno svolto nel corso di questi mesi un lavoro importantissimo nel territorio di rassicurazione, di accompagnamento. Pensiamo a quanti anziane, persone sole chiuse in casa erano assolutamente impaurite. E noi sappiamo quanto il numero di ascolti sia cresciuto, perché certamente queste persone avevano bisogno di informazione nazionale, ma poi a questi nostri cittadini interessava anche capire cosa succedeva nel proprio paese, nel proprio ospedale, nel proprio distretto, i morti, il tasso di virulenza del virus, il contagio, le guarigioni, eccetera. Il lavoro, a volte non facile, è stato riconosciuto dal numero degli ascolti che abbiamo raggiunto ed oggi anche dal governo. Ed è per questo che abbiamo voluto sostenere imprese che altrimenti all'interno di una crisi economica di questo tipo avrebbero chiuso i battenti, lasciando interi territori senza voce. E a riaprire non senza difficoltà anche l'attività delle autoscuole. Restano grossi punti di domanda sulle modalità con cui si effettuerà l'esame di guida. Puzzolini di carta sul sedile, sanifichiamo ogni volta si ripassa il sedile, si ripassano le maniglie, mascherine, sanificazione del cruscotto, tutto quello che viene a contatto. Gli uffici per le pratiche automobilistiche avevano già riaperto il 4 maggio, ma l'autoscuola, con lezioni di pratica e di teoria, ha ripreso l'attività lunedì. Con tutti i problemi intuibili, al di là della sanificazione, è impossibile in auto separare allievo e istruttore. Se ci mettiamo una barriera non riusciamo ad agire sul camion, non riusciamo ad agire sul volante. Era assolutamente necessario che ci fosse un chiarimento in merito, sembra che con le opportune accorgimenti, per cui sanificazione, mascherine, visiere, noi adottiamo tutto quello che
la logica e anche il buonsenso ci stanno imponendo. Per gli esami si attendono ulteriori chiarimenti, si discute sull'ipotesi di non far salire nella vettura l'esaminatore che seguirebbe e valuterebbe la prova a bordo di un'altra auto. Sul fronte scadenze invece i trevigiani non stanno approfittando granché delle proroghe per revisioni, rinnovo patenti e bollo, si stanno già muovendo e questo è un bene. Soprattutto perché se dovessimo trovarci in agosto ad accavallare tutte le scadenze che cadranno nel periodo, primo non riusciremo a smaltirle e in secondo avremo degli accumuli di persone, degli assembramenti che non è il caso di fare. Infine il crollo del mercato dell'auto che si ripercuote anche su questo settore. I più stanno rinviando nuovi acquisti, ma si intravede qualche spiraglio. Qualcun altro invece forse con l'euforia sta ricominciando a vivere, quindi si vedono alcuni segnali, si cominciano a intravedere, però non sarà facile. Drammatico incidente stradale la notte scorsa a Cassola nel Vicentino, a perdere la vita un 22enne residente a Romano de Zelino che ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell'incidente avvenuto appunto a San Giuseppe, frazione di Cassola. Secondo i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, il giovane mentre stava viaggiando a bordo della sua moto di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra e sarebbe così poi finito contro il muro di una villetta. L'impatto è stato molto violento. Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM dell'ospedale di Bassano che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane appunto che ha perso la vita praticamente sul colpo. Con questa notizia termina questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. La pressione è in aumento e ciò porterà a una diminuzione della probabilità di precipitazioni rispetto ai giorni scorsi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 21 maggio. Sul Veneto torna l'anticiclone a garantire un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione sarà soleggiato e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche addensamento, ma senza piogge. Clima molto mite con temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra 22 e 26 gradi. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stabilità atmosferica con tanto sole, tuttavia non si esclude anche qui la possibilità di qualche acquazzone sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 23 e 25 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà simile con ampio soleggiamento e con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece sui 26-27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.